tornando. Salve e bentornati sul canale di Shark Racer. Godetevi questo giro in moto, buona visione. Benvenuti in un nuovo video sul canale di Shark Racer. In questo video proveremo per la seconda volta il CBR 600 RR del 2024 2004 è la mia, il 1000 RR. Ops, siamo a Freccena. Avevo in realtà registrato anche prima, ma la GoPro non mi ha registrato chiaramente, quindi ho dovuto rifare il video e vabbè, l'ho fatto adesso. Avevo anche fatto una piccola challenge nel video che purtroppo non è stato registrato, dove praticamente invitavo la gente a usare il 600 a bassi regimi, che poi effettivamente ho scoperto che se per caso uno basta che va al minimo e fa il minimo di giri possibili al minimo chiaramente, quindi è molto semplice, quindi mi sono reso conto che non è fattibile come sfida, però sarebbe stato bello vedere chi riusciva a farla girare il più basso possibile, però ha un range ottimale per lei, nel senso che tipo non si surriscaldava troppo di motore eccetera. Qualsiasi ragazzo che ha la 600, qualsiasi 600, che sia l'R6, CBR 600, Suzuki, Ninja 736, a vedere le differenze e a vedere dov'è il range, dove la moto gira bene a bassi giri e però sta bene di motore, per come prende l'aria, si rinfresca di temperatura. Tipo io con il mio CBR 1000 posso dire che agli 80 all'ora andando piano in breve è la velocità idonea per lui per andare bene, 100 all'ora, 80 più o meno, lì giri molto bene. Facciamo benzina o metano forse. Ah sì,
dato 10 euro. Sì. Ma tieni pure qua. Tanto la porto. Vabbè, anche. Follow. Dove cavolo è? La benzina penso sia da davanti. Ah, è là? Ok. Tanto non pesa niente sta cosa. Fate voi? Sì, sì, la benzina va bene. Perché è solo servito qua? POV fare benzina a un CBR 600 RR 2024. Eccola. Un attimo. Allora, Imposta 10, bravo. 10. Bravo Brovischi, stai attento. Filala bene. Ah, Oh, sì, oh. Ciuccia, ciuccia. entra la duda. Oh. Rimarrà incinta. Quello che ti dicevo, guarda Giorgio. Vedi. Faccio vedere. Cosa? Vedi. Fermo. Vedi che quanto esce. Questa è tutta gratis. Ah sì, è vero. Tutta gratis. E lo fanno tutti i motociclisti sta cosa. Fai... No, io non l'ho Fermo. mai fatto. Porco di guarda quanto esce. Io non l'ho mai fatto. Tutti i motociclisti dice lui. Ma che cazzo lo fa? Non lo fa nessuno. Guarda lì, di cazzo, questa è tutta gratis. Sì, c'è un attimo che ti sta guardando. A quanto siamo? 6 euro ancora? Guarda che sta andando tantissimo, guarda lì. Ui. Sì, beh. Tanto si bloccherà a 10, l'hai impostata a te? Sì, ma questo qua sono quasi 11 litri. Sì, Sono allora. minimo 10 litri e 2. Ma guarda che non arriva a 10 litri, 10 euro non sono 10 litri. Con questo arriva a 10 litri. Così poi la consumo tutto adesso. Sì, ok, spero di no. Guarda lì quanto è. Sono quasi 10 adesso. È giusto 10 euro allora. Mi sono riempito la moto con 10 euro. Porca madonna. Bravo Manuel. Sei molto bravo. In realtà vabbè ci starà anche 5, forse altri 5, quasi 5 euro ci stavano forse. A fare pieno proprio che esplode però. Sai cosa? Sì. La prossima volta la voglio mettere A 100. piantane. Voglio un attimo pulire. So che è nuova ma. Ma è nuova, non ne ha bisogno tanto. La devo pagare dentro, giusto? Sì. Oh. No, grazie, gentilissima. Oh. Guardate quella scritta CBR. Si registra. Oh. Incredibile. Prima non registravamo niente. Faccio video, Sì, ho capito, mia.
Video nel video nel video. Uno che mi registra mentre io sto registrando, ragazzi, non era mai successo, eh? Se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!